Sì, questa IRI si riferisce alla moria di pesci che è avvenuta sul fiume Isonzo la scorsa settimana e che in sostanza ha riguardato un numero importante di esemplari che sono stati trovati già morti o già in qualche modo sbranati e decomposti. E, ha destato molta preoccupazione e molta anche rabbia da parte poi chi ha anche commentato sui vari post sui social sicuramente quello che ci ha fatto un po' pensare è il fatto che alcuni imputavano, diciamo, la responsabilità alla vicina Slovenia e ai flussi della diga di Salcano, e chi invece sosteneva che ci fosse stata una richiesta espressa da parte del Genio Civile, che sta effettuando dei lavori sul corso del fiume e quindi abbia chiesto alla Slovenia di non in qualche modo garantire il flusso, perché altrimenti i lavori non potevano essere svolti in sicurezza. Questo ovviamente ha comportato il fatto che nessuno abbia in qualche modo avvisato l'ente tutela pesca, e questi pesci, invece che trovare salvezza almeno per una parte, abbiano avuto una morte sicuramente brutta sul il corso d'acqua, che è quasi in alcuni punti è praticamente senza acqua, e quindi abbiamo chiesto all'assessore per sapere quali siano effettivamente le cause e cosa sia successo realmente Grazie. in merito a questo accaduto e appunto perché non ci Grazie. sia stata avvisata l'ente della pesca. Grazie. Grazie. Lo scorso 25 marzo è stato illustrato alla Giunta il rapporto dello stato delle risorse idriche del Friuli Venezia Giulia, che fotografa una situazione preoccupante su tutto il territorio regionale a causa della prolungata assenza di precipitazioni. Quindi non è solo Isonzo, ma in generale. A seguito della siccità così duratura, oltre 100 giorni continuativi, anche i deflussi idrici della vicina Slovenia hanno manifestato delle pesanti riduzioni che condizionano inevitabilmente la gestione dell'acqua dell'Isonzo. Le portate del fiume Isonzo nel territorio italiano sono del tutto regolate da monte per la presenza di impianti idroelettrici in cascata presenti sull'ultimo tratto sloveno del fiume. Normalmente si assiste al ben noto fenomeno del hydropacking, ovvero di un'alternanza repentina di portata di magra e portata di piena, in funzione della produzione di energia elettrica. Nell'ultimo mese l'andamento delle portate è stato però molto diverso dal solito e sono venute a mancare, anche per molti giorni, le portate di piena che, seppur ad intermittenza, assicurano un rapporto idrico all'ambiente fluviale sul lato italiano. Dai rilievi idrometrici della stazione della rete di monitoraggio posizionata a Ponte Piuma, a circa 5 km dalla Valle Salcano, e dai dati disponibili sul sito dell'Agenzia dell'Ambiente, risulta che le portate rilasciate da Salcano dal 9 al 15 marzo e dal 18 al 24 marzo sono state costantemente al minimo previsto dagli accordi internazionali. Le criticità del regime fluviale del fiume Isonzo sono state recentemente approfondite nell'ambito dell'attività pilota condotta dal Servizio Gestione Risorse Idriche, nella quale si è provveduto ad un'analisi della continuità fluviale e dell'individuazione di possibili interventi strutturali e non per il rifasamento delle portate del fiume Isonzo. Le conclusioni di tale studio suggeriscono di inserire il problema delle portate minime del fiume Isonzo a valle della diga di Salcano in una prospettiva più ampia e moderna di obiettivi di sviluppo sostenibile e di servizi ecosistemici collegati al fiume, superando la visione meramente collegata allo sfruttamento delle acque ad uso irriguo, cui ancora si è legati dall'accordo di Osimo. Si evidenzia comunque che la situazione idrologica manifestatasi nel corso del mese di marzo
rappresenta una condizione estremamente eccezionale, in quanto situazioni simili si verificano solitamente in periodi di siccità estivi o al massimo solo per un paio di giorni durante il weekend. Preme evidenziare inoltre che l'alveo del fiume Isonzo è caratterizzato da una morfologia irregolare e da continue modifiche dovute al trasporto solido e la presenza di manufatti e relative opere di protezione. È pertanto normale che vi siano delle buche a differente profondità che ospitano la fauna ittica nei periodi in cui la continuità del flusso idrico è ridotta o interrotta da siccità. Queste buche possono garantire la sopravvivenza di piccole popolazioni idriche, ma nel contempo, se non opportunamente rifornite d'acqua, possono rilevarsi trappole fatali per i pesci ospitati. Quanto verificato al fiume Isonzo consegue proprio nell'interruzione di rifornimento idrico di una delle buche più ampie di quel tratto di fiume. Tra i motivi che hanno portato alla moria di pesci a Gradisca vi è certamente la siccità di questo periodo, che ha provocato l'abbassamento dei livelli di deflusso superficiale delle falde, ma sono comunque in corso approfondimenti per verificare il ruolo giocato dall'esecuzione e dall'omissione di manovre idriche, sia in territorio sloveno sia in quello italiano, ed accertarne le eventuali responsabilità. La segnalazione è pervenuta all'ente tutela patrimonio ittico alle ore 9:43 e alle ore 10:38 il personale dell'ente era sul posto e forniva un primo aggiornamento. La persona che per prima si è accorta della moria ed ha girato il video condividendolo attraverso i diffusi social network presente sul posto ha riferito di aver realizzato il filmato il tardo pomeriggio precedente, ma non di aver avvertito alcuna autorità non sapendo chi chiamare. Lo stesso CFR è venuto a conoscenza del fenomeno durante la mattina del 22 marzo ed è intervenuto con gli addetti alla stazione forestale di Monfalcone e successivamente con quelli della stazione forestale di Gorizia, per effettuare una verifica dello stato di presenza idrica lungo l'intero tratto dell'Isonzo, da Gorizia a Gradisca. Sull'episodio è stata presentata apposita notizia di reato e le indagini sono in corso. Prego Dal Zovo, 2 minuti. Io ringrazio l'assessore che ha dato risposta al posto dell'assessore Zanier e non posso che prendere atto di quanto mi ha detto e sperare che vada avanti questa come ha detto lui, è stata aperta una probabile notizia di reato e si trovino i responsabili, però anche lì se la situazione è in qualche modo straordinaria e comunque perdurava da più tempo, forse magari potevamo pensare in qualche modo di agire prima, visto che comunque si sapeva, le cose vanno sempre così e quindi magari ci fossimo attivati noi per primi, forse magari riuscivamo a salvare qualche pesce in più. Grazie.